C'è un'ordinanza che li obbliga. I medici di famiglia in Veneto saranno loro d'ora in poi ad effettuare i tamponi rapidi ai propri pazienti con sospetto Covid. La firma del provvedimento è del presidente del Veneto Luca Zaia, arrivata dopo un incontro con le associazioni che rappresentano i medici di famiglia. La maggioranza di loro si è detta favorevole. Guardate, questo è un accordo che abbiamo approvato con i medici di base e penso che sia fondamentale che tutti facciano questo servizio. E penso che si debba riconoscere i medici di base che hanno fatto un sacrificio, ne hanno accettato l'obbligatorietà, coscienti del fatto che possono avere in maniera infinitesimale magari qualche collega che potrebbe avere ritrosie. Finisco col dirvi che il tampone lo si fa ove possibile presso l'ambulatorio del medico, qualora il medico decidesse presso l'abitazione del cittadino, qualora il medico avesse un ambulatorio poco praticabile, poco sicuro, magari sapete, magari un giovane medico che ha pochi mutuati, ha ancora uno studio piccolo, insomma, ci sono dei medici che sono da soli, hanno veramente degli studi piccoli, possono accordarsi, abbiamo scritto anche all'ANCI, o con i nostri distretti o con i comuni per avere degli spazi, diciamo, dove dice, guardate, io ogni sera per un'ora o ogni mattina per un'ora faccio i tamponi ai miei mutuati presso la palestra comunale piuttosto che presso la biblioteca o luoghi, diciamo, che sono chiusi, fruibili, riscaldati e che sono sicuri. Zaia invita tutti a non organizzare incontri e feste in occasione della notte di Halloween per evitare occasioni di contagi. Il Veneto è in fase gialla con l'attivazione degli ospedali Covid. È scattato anche il piano per incrementare i letti in terapia intensiva, dove il 30% della popolazione ricoverata ha meno di 50 anni, altro 30% ha tra i 50 e i 70 anni, un altro 30% tra i 70 e gli 80 anni. Sono pochi gli ultra ottantenni. Sui positivi possiamo già dirti che oltre il 70% dei positivi oggi in Veneto ha meno di 65 anni. Allora, in terapia intensiva non sono tutti intubati, sono intubati la stragrande maggioranza. Abbiamo una parte di ventilazioni non invasive, quindi pazienti che non sono intubati ma richiedono comunque il supporto ventilatorio, che si sta riducendo man mano che si sono aperti i letti di subintensiva, e poi però abbiamo anche i pazienti che sono stati estubati e quindi va considerato che questi rimangono, magari fanno un periodo di non invasiva e poi di ossigenoterapia, però finché non sono stabili non escono. E quindi sono quasi tutti intubati, in realtà la fotografia oggi è questa.